Oh, eccoci qua. Bon, dal pieno campo siamo passati ai tunnel dove si fa coltivazione in fuorisuolo. Qui di fronte a me abbiamo il pomodoro in coltivazione fuorisuolo su lana di roccia, pomodoro cuore di bue, tutto in estate a due teste. Abbiamo già raccolto circa 4 kg di prodotto commerciale a metro quadrato. A proposito di tecnologia applicata alla gestione dell'acqua, abbiamo un banco di fertilizazione, il Phoenix della ditta Spagnol e della ditta Spagnol in questa serra, prego cameraman, mi segua, facciamo vedere un dispositivo molto particolare che si chiama Gravimatic, che è un dispositivo a supporto delle decisioni che si interfaccia al banco di fertilizazione, è una bilancia, è un dispositivo che deve essere tarato, deve capire la saturazione della lastra e in base alla saturazione della lastra lei va a far partire la fertilizazione all'interno della coltivazione stessa. La ditta Spagnol qui a fianco a me c'è il tecnico, vi spiegherà più in dettaglio come funziona e per adesso a mio modo di vedere che la sto gestendo da una grossa mano. Prego al tecnico Luca, si presenti. Buongiorno, sono Luca Truant, ditta Spagnol. Vi spiego un attimo la funzione di questo dispositivo che è il Gravimatic. La problematica da risolvere è determinare il contenuto, diciamo, l'erogazione di acqua che è necessaria per un substrato. Soprattutto in culture fuori suolo dove la zona delle radici è molto limitata è necessario avere frequenti irrigazioni, anche 20 al giorno, e questo fabbisogno varia sia per le fasi fenologiche della pianta, per la stagione, ma anche all'interno del giorno. Quindi ci sono necessità appunto, idriche che variano durante il giorno, durante le stagioni. Quello che fa questa macchina è portare a saturazione il substrato che viene pesato. Qui noi abbiamo una grondaia che contiene ovviamente il substrato e le piante. Questa grondaia è appesa appunto al Gravimatic e misura esattamente il peso di questo complesso. Quando viene erogata appunto l'acqua, il dispositivo misura il peso di questo complesso substrato e pianta e quando comincerà a sgrondare, quando ci sarà il drenaggio, significa che il substrato è saturo. A questo punto il dispositivo, attraverso il controllore che abbiamo visto laggiù, determinerà la durata e la frequenza delle successive irrigazioni. Quindi in questo caso il coltivatore non ha più la necessità di determinare delle regole per l'irrigazione, ma tutto viene calcolato automaticamente. Forse ecco, in questo grafico si vede all'interno di una giornata di irrigazione, vedete che è comunque necessario non irrigare durante la fase notturna, poi si porta il substrato con irrigazioni che però non portano subito alla saturazione nelle prime ore del mattino per evitare poi inconvenienti come la rottura delle bacche. E per arrivare poi con l'attività solare a pieno, arrivare poi a mantenere questo livello che si interromperà quando cessa l'attività solare, per poi ricominciare il giorno dopo. Tutto questo processo è automatizzato, quindi il coltivatore non ha più la necessità di fissare regole o prevedere, diciamo, in base a dati empirici, diciamo, la durata e frequenza di irrigazione. Il drenaggio inoltre viene poi monitorato con delle sonde pH e conducibilità ed è possibile anche determinare il peso del drenaggio con quest'altro dispositivo che è il Drenamatic. Posso inserirmi io? Effettivamente quello che ha detto il tecnico
è un grosso vantaggio, perché tra l'altro è inserita al Gravimatic e al fertilizzatore, ci sono anche degli alert. È capitato per dei qua tecnici che praticamente non c'era la disponibilità dell'acqua, con gli alert siamo subito intervenuti a sistemare la cosa. Tra l'altro abbiamo anche visto che attraverso questo, come diceva il tecnico stesso, si riesce a evitare l'inconveniente del marciume apicale, che sappiamo che è una fisiopatia che determina quel marciume a livello della parte apicale del frutto stesso, che è una carenza indotta di calcio che alle volte può determinare una percentuale dei frutti totali abbastanza elevato. Quindi adesso direi di chiudere e ringraziare il tecnico spagnolo, che voleva chiudere dicendo un'ultima cosa per poi passare all'altro sistema supporto di decisioni. Prego, Luca. Grazie per il tempo concesso. Ci volevo ringraziare la cooperativa Sant'Orsola, con cui abbiamo cooperato in vari anni per costruire e affinare questo sistema di controllo. Ok, grazie ancora. Adesso passiamo lentamente al prossimo dispositivo della ditta Ageon, che ringrazio ancora per la collaborazione fattiva che ormai da anni abbiamo con loro. Ci hanno fornito anche le lastre di lana di roccia, qui con me c'è il direttore generale della ditta. Con loro, prego, ci avviciniamo al loro dispositivo, un dispositivo altrettanto efficace, perché ci permette di monitorare praticamente in maniera simultanea la gestione dell'irrigazione della serra. Ha un software molto intuitivo, abbiamo tre lancette tipo un cruscotto di un'auto che ci avvisano nel momento in cui abbiamo una condizione ottimale oppure una condizione che potrebbe determinare dei problemi. Il dispositivo in questione è la Trutina. Adesso passo la parola per dettagli più tecnici al direttore Biodo. Prego, direttore. Buongiorno a tutti, grazie per questa possibilità che ci avete dato, quindi grazie al Centro Sperimentale Po di Tramontana. Sì, oggi siamo qui per presentare il Trutina, che è uno strumento decisionale per le colture idroponiche. È uno strumento che ha circa 15 anni di sviluppo, quindi ormai ipertestato nelle migliori serre idroponiche europee e anche mondiali, ed è uno strumento molto molto efficace che permette di avere una fotografia di come sta lavorando la nostra serra in tempo reale. Abbiamo un piranometro che mi permette di avere la radiazione all'interno della serra, quindi la radiazione effettiva che colpisce la pianta, che mi può essere visualizzato in maniera molto molto semplice da qualsiasi dispositivo io voglia usare, che sia un PC, un tablet o lo stesso smartphone, e in qualsiasi posto io mi trovi. Quindi la possibilità di capire come sta lavorando la mia serra ovunque io mi trovi, in qualsiasi condizioni mi trovi. Abbiamo poi dei dinamometri che mi permettono di pesare quella che è la crescita di biomassa, quindi avere delle indicazioni anche su quella che è proprio la crescita della pianta, e degli altri dinamometri che invece mi vanno a pesare tutto il sistema, attraverso il quale riesco con degli algoritmi a avere i valori delle singole irrigazioni, del singolo drenaggio e le percentuali di drenaggio, che sono valori fondamentali per capire se sto lavorando bene o meno bene. Il Trutina è versatile ed non è vincolato a un singolo sistema, quindi poi può essere eventualmente anche connesso a ferti irrigatori di aziende diverse. Il principio non è tanto quello di gestire in automatico il tutto, ma di avere una visuale di come sta lavorando la serra e andare a fare una strategia irrigua combinata in funzione di quelle che sono le necessità della pianta. Quindi è un vero metodo di strategia irrigua a 360 gradi. Bene, sì. Grazie direttore. Allora, come avete visto, due dispositivi simili ma diversi nella concezione, nella tecnologia, due dispositivi che danno veramente una grossa mano, un grosso aiuto, soprattutto a produttori ovviamente che hanno ettari di questo tipo di coltivazione, quindi parliamo di Verona, parliamo di altre realtà, dispositivi che poi si interfacciano a banchi di fertilizazione, quindi veramente un aiuto al produttore che riesce a ottimizzare al meglio la coltivazione, la gestione
climatica direi 360 gradi e quindi all'irrigazione. Considerate che quando siamo in una coltivazione ottimale possiamo arrivare veramente a quantitativi ragguardevoli, quindi possiamo arrivare anche a 30 kg. Siamo di fronte a cicli ovviamente lunghi di coltivazione del pomodoro, parliamo anche di 12 mesi, quindi la pianta raggiunge anche i 30 palchi. Sappiamo che il pianta di pomodoro è a sviluppo indeterminato. Adesso passiamo, sempre rimanendo nella realtà fuori suolo, siamo passati a pomodoro in coltivazione sul substrato, passiamo a coltivazione di ortaggi, a cespo, baby leaf, con sistemi di coltivazione alternativi dove abbiamo l'utilizzo sempre soluzione nutritiva con l'apparato radicale immerso in questo, nella soluzione nutritiva e apparato radicale aereo dove abbiamo soluzione nutritiva che viene spruzzata a tempi predeterminati sulle radici. In questo caso passerei la parola al professor Carlo Nicoletto che ci va a spiegare i due impianti gentilmente forniti e allestiti dall'Università di Padova. Prego professore. Grazie Franco, grazie per l'opportunità di illustrarvi due impianti dimostrativi semplificati che hanno volutamente un significato prevalentemente didattico dimostrativo nell'ambito di due sistemi che hanno a che fare con l'acqua. Il primo è un sistema di acquaponica, ovvero un sistema che combina la fase di allevamento del pesce a quella della coltivazione delle piante. Un sistema quindi che vuole essere virtuoso e che cerca di massimizzare l'efficienza d'uso della risorsa idrica ma al tempo stesso nutrizionale, cercando di massimizzare quello che è il recupero di alcuni nutrienti, prevalentemente azoto, che il pesce rilascia durante la fase ovviamente di allevamento, ma che normalmente con le classiche attività di acquacoltura sarebbero dispersi nell'ambiente. Il sistema di acquaponica invece cerca di catturare questa preziosa risorsa nutrizionale, oltre anche ad altre, cercando di utilizzarla al meglio per la coltivazione di specie di diverso tipo, tra cui ovviamente le orticole rappresentano un'importante alternativa anche economicamente di rilievo. Ovviamente gli impianti di acquaponica possono avere un livello di tecnologia più o meno elevato che ovviamente varia a seconda anche delle finalità che l'impianto stesso propone, ma al tempo stesso sempre facendo riferimento al contesto della massimizzazione dell'efficienza d'uso dell'acqua si può fare riferimento alla anche possibilità di coltivare specie in sistemi verticali. In questo caso abbiamo un sistema di coltivazione verticale che in qualche modo si può utilizzare anche in sistemi di orticoltura urbana, che serve per massimizzare anche qui l'efficienza d'uso, semplificando quella che è la gestione colturale per quanto riguarda alcune specie. Questo sistema può essere anche qui declinato con vari input tecnologici. In questo caso è possibile osservare una versione estremamente semplificata che volutamente è stata ipotizzata in questo modo, utilizzando materiali facilmente reperibili e anche impiegabili da un consumatore, da un hobbista per quanto riguarda l'attività orticola. Si tratta quindi di un sistema ampiamente utilizzabile in vari contesti, anche di città, e che quindi consente di avvicinare il mondo produttivo anche in un ambiente dove magari la disponibilità di suolo non è sempre così ovviamente elevata. Passerei quindi la parola nuovamente a Franco per illustrarvi qualche altro. Grazie Carlo, come avete visto allora qui si abbina l'allevamento di orticole anche l'allevamento del pesce, quindi si ottimizza ancora di più il materiale magari di scarto dell'allevamento per farlo diventare un concime, un nutriente per le piante stesse. Per il primo sistema, il secondo sistema un vertical farm, un mini sistema vertical farm, che è un termine in questo momento dove si sente spesso e volentieri parlare, si parla quindi rivolti sempre più al futuro, i piani coltivati per adesso solo parliamo di lattughe a cespo, nel prossimo futuro forse anche a bacche, anche perché le ditte semenziali hanno già investito in programmi di miglioramento genetico, ad esempio i pomodori con terreni corti per poter allevare a più palchi. Passiamo all'altro e ultimo sistema di coltivazione dove in questo caso non abbiamo più l'acqua, abbiamo aria
ed acqua, da qui il nome Air Floating, una tecnica di coltivazione brevettata dalla ditta Edo Radici Felici e Hydrotherm Serre. In questo caso abbiamo una coltivazione di lattuga gentile, tipologia gentile, a cespo, e qui sotto adesso vi spiegherà il tecnico Leonardo Lenzi della ditta Edo Radici Felici cosa consiste questo tipo di allevamento e cosa sta allevando. Prego Leonardo. Buongiorno a tutti, sono Lenzi Leonardo, socio fondatore della Edo Radici Felici, nonché responsabile ricerca e sviluppo della medesima. Qui potete vedere un sistema appunto in air floating, dove abbiamo unito le due tecnologie del floating e dell'aeroponica. Questo perché? Per andare a diminuire il costo impiantistico dell'impianto aeroponico con un sistema air floating che è molto semplice, che consiste in una vasca di raccolta delle soluzioni nutritive, mentre l'aeroponica serve per ovviare alle varie problematiche che abbiamo nel floating, specialmente in questa stagione, ovvero sia l'ossigenazione delle radici. Questo perché le nostre radici rimangono perfettamente in aria, come potete vedere, la soluzione nutritiva è raccolta nella vasca sottostante, in più questo sistema permette di traslare tutti i giorni, in base alla crescita e alla produzione delle piante, di vari metri, e passare in svariate soluzioni nutritive sono sottostanti, differenti. Perciò questo vi permette di avere sempre una soluzione nutritiva ideale in base al momento fenologico della pianta. Perciò quando è piccina si partirà con un EC di 1,5 e 1,8 per finire quando è adulta con un EC intorno a 3,2. Facendo questa maniera cambiamo anche le soluzioni nutritive e i micro e macro elementi, proprio cosa che non possiamo fare sugli altri sistemi, perché Facciamo vedere i serbatoi. Facciamo vedere i serbatoi dei nutrienti, così dici due parole sul banco di fertilizazione dell'Hydrotherm Serre. Prego telecamera se vuoi inquadrare i due bidoni più il dispositivo. Allora, prego. Questo è un sistema di fertilizazione dove noi fatto da Hydrotherm Serre, azienda che noi collaboriamo e con cui abbiamo anche brevettato questo sistema air floating. Questo sistema di fertilizazione consiste in tubi venturi classici e possiamo arrivare fino a 6 vasche madri di elementi nutritivi più una di acido. In questo caso però, per esemplificare il tutto, abbiamo fatto soluzione A, soluzione B e acido, dove abbiamo messo micro e macro elementi insieme, ma di solito noi preferiamo distinguere e dividere proprio in funzione dei cambiamenti che abbiamo delle soluzioni nutritive nelle vasche sotto, e mettere più soluzioni madri con elementi differenziati, di modo che possiamo fare un mix e una soluzione nutritiva ad hoc per ogni pianta in base alla loro crescita. In più, in questo sistema abbiamo messo a punto un discorso di biofortificazione e aggiunta di sali che fanno bene alla salute umana, in questo caso il selenio, ma abbiamo già messo a punto lo iodio, zinco e magnesio. Questo l'abbiamo fatto grazie anche alla collaborazione che abbiamo con l'Università di Pisa e basta. Professor Incroci, giusto? Con il professor Incroci e Pardozzi. Grazie Leonardo della ditta Edo Radici Felici. L'ultimo impianto di coltivazione. Per chiudere, no? Abbiamo visto Vertical Farm, abbiamo visto acquaponica, air floating, come poi Tramontana volevamo farvi vedere il sistema, per così dire, più semplice, che è il floating system. Il floating system, in poche parole, non è altro che una vasca che contiene acqua e concime di sciolto, ed è questo, dove abbiamo le radici completamente immerse nella soluzione nutritiva. È un sistema, come capite, facile, nel senso che noi in un mese abbiamo il cespo, per non dire anche meno, vedete? Però c'è una complicazione, soprattutto nel periodo estivo. Cos'è che abbiamo? Nel periodo estivo, aspetta che facciamo vedere tutte le radici, che è un bello da vedere, con tutte le radici che sono
immerse nella soluzione nutritiva con i vari macro e microelementi. Il problema è qual è? È con questa temperatura l'ossigeno fa fatica a disciogliersi nella soluzione nutritiva e quando siamo sotto i 5 parti per milione le radici iniziano a imbrunire, necrotizzare e quindi ridurre la superficie di assorbimento. È per quello che l'aeroponia nel caso generale cerca di svincolarsi da questa problematica. È per quello che gli impianti più forti, gli impianti più tecnologici hanno iniziato ad insufflare ossigeno puro o attraverso tubi di Venturi o attraverso altri sistemi di pompaggio.